È successo qualcosa che nessuno, signor Sindaco, avrebbe pensato. 104 anni di storia, spariti. Ma è sicuramente un dramma, poi anche una arrabbiatura anche personale, ma come quella di tutti quanti i padovani, perché questo mese abbiamo lavorato tutti per cercare di trovare una soluzione fino alle ultime ore di ieri pomeriggio, dove sembrava che con il versamento della fideiussione si potesse comunque trovare le risorse. Io comprendo però anche, non comprendo molto l'atteggiamento di Cestaro, insomma, però comprendo invece l'atteggiamento degli altri imprenditori che un imprenditore può mettere risorse, capitali e la faccia solamente se la situazione è chiara e trasparente. Purtroppo, devo dirlo chiaramente, ma emergerà probabilmente nei prossimi giorni dalle indagini e delle analisi che verranno fatte sul bilancio e sull'azione debitoria, la situazione era tutt'altro che trasparente. Non posso credere di un imprenditore che mette le proprie risorse sapendo che sono già perse in partenza. Ecco, Sindaco, si sente un po' responsabile, diventa Sindaco da poco, coincidenza il Padova fallisce, non era mai successo. Ma adesso tutto può succedere, magari cade una cometa oggi, è colpa del sindaco. Io sono sindaco da qualche settimana. Diciamo che potrei rilanciare la palla alla passata amministrazione, anche se dico i sindaci ovviamente non c'entrano molto, però c'è anche un mancato controllo che è stato fatto in passato anche sui conti della società. Si arriva con una situazione molto pesante, si parla di 8 milioni di euro, quindi non 3 ma ben 8 milioni di euro, sommando le varie posizioni debitorie e le scadenze che ci sarebbero state nelle prossime settimane. Io penso che un sindaco con qualche settimana, diciamo, di vita, più che fare quello che ho fatto io ogni giorno, anche sabato e domenica, andare a telefonare per cercare una banca che versasse la fideiussione, anche al di là, diciamo, del ruolo del sindaco, dico sinceramente. Quindi io capisco la battuta, però ecco, la accetto anche perché è giusto che quando ci sono delle critiche è giusto anche accettarle, però la trovo completamente fuori luogo. Si è arrabbiato con Marcello Cestaro, ma ha capito, signor Sindaco, le motivazioni perché poi Cestaro non ha tirato più fuori quei soldi che sembrava pianassero il debito del Padova? Ma io non vorrei che emergesse dall'analisi dei bilanci o della situazione debitoria che c'era già una situazione debitoria anche in passato. Quindi io non butterei la croce solo sull'attuale gestione ma anche sulle gestioni passate, perché i debiti ovviamente sono stratificati, sono magari una serie di situazioni che negli anni si sono poi consolidate, di errori fatti di varia natura, quindi io non direi è colpa solo di chi c'è adesso, io direi una colpa un po' storica di tutti quelli che in questi anni hanno, tra virgolette, mangiato sul calcio Padova e non sono riusciti a fare una gestione oculata che magari in altre realtà c'è. È riuscito a capire cosa è successo veramente o ha capito il motivo per cui Cestaro non ha più tirato fuori questi soldi? Ma ovviamente abbiamo avuto lunghe discussioni anche su questi argomenti, solo su questi, poi i giornali hanno scritto di tutto e devo dire la verità che sono rimasto anche abbastanza sconcertato che alcune testate, alcuni giornali che abbiano messo in mezzo anche questioni relative a proprietà e così. Cioè, chi conosce Massimo Bitonci sa benissimo che l'unico ragionamento che avevo fatto con Cestaro era quello di dire che il Comune di Padova può mettere a disposizione eventualmente una rivisitazione del costo e dell'affitto dell'impianto, un contributo per quanto riguarda l'attività giovanile, per l'avviamento allo sport, ma null'altro. Quindi chi ha parlato di altro ha sbagliato, ma sappiamo insomma che dopo nel giornalismo c'è il bene e anche il male e quindi succede anche chi dice delle cose senza avere nessun tipo di fonte e solo per creare insomma il gossip del momento. In realtà io penso che Cestaro potesse avere una disponibilità economica fino a un certo limite, però doveva dirlo subito. Secondo me doveva dirlo subito, si doveva trovare subito una persona, un imprenditore che facesse da nuovo presidente e nuovo capofila. La cosa è andata avanti molto, lui non ha voluto mettersi in prima persona, secondo me ha sbagliato perché se ci sono anche delle responsabilità che probabilmente emergeranno anche, lo dico francamente, nella gestione passata
e nella situazione debitoria stratificata del passato, avrebbe dovuto mettersi lui in prima persona, andare avanti, chiudere la posizione, salvare il Calcio Padova e dopodiché, insomma, casomai successivamente cedere ad altre persone. Avrebbero dovuto i responsabili pulire la società per dare la possibilità poi ad altri imprenditori di portare avanti il Calcio Padova. Pennocchio ha detto, la squadra obiettivamente non è fallita, non è iscritta al campionato di Serie C, ma per aspettare il fallimento ci vorranno ovviamente i soliti mesi della burocrazia italiana, però una cosa deve fare, che non rimanga qui, perché lui ha detto che andrà avanti con il settore giovanile. Ma è logico che peggio di così non poteva andare, quindi chi ha provocato questo disastro deve andare via da Padova e deve non più farsi vedere. Io vi dico, è successo anche stanotte, anche stamattina presto, delle persone mi hanno già contattato per dire siamo pronti a dare una mano per Padova. Io quello che dico è, qui Padova non ha bisogno di gente da fuori, o di persone, imprenditori da fuori che dicono adesso mi metto io in prima persona perché può essere vantaggioso anche dal punto di vista dell'immagine. Ci sono molte realtà imprenditoriali a Padova, ci sono persone note anche nel mondo dello sport, e ora che un padovano si prenda questo peso insieme a un gruppo di padovani, basta gente da fuori in una situazione come questa, cioè in una situazione in cui gente che è venuta da oltre Veneto, gente che è venuta da oltre Padova, dopo ha portato a una situazione di fallimento che è evidente, perché non sarà fallita ancora la società, ma bisogna che mi spieghi la proprietà non iscritta al campionato, senza possibilità di entrate, senza contributo da parte della federazione, senza possibilità di cedere i giocatori. Di cosa stiamo parlando? Questa è una società che di per sé è già fallita. Senta, l'ultimissima davvero, ha chiesto a Gabrielli, presidente Cittadella, ma fai la fusione, prendi il Padova, ha fatto una cosa così, ne ha parlato in questi giorni? Sinceramente no, anche se come è noto c'è sempre stata una profonda amicizia, insomma, fin dai tempi, fin da quando eravamo giovani, quindi ci conosciamo molto bene, ci siamo sempre anche frequentati, quindi so benissimo come la pensano loro su questa questione. Sono due realtà diverse, completamente diverse. Io quello che auspico è che ci sia la possibilità per Padova di avere una gestione o trovare delle persone che amano il Padova tanto quanto i Gabrielli amano il Cittadella.